Romano, Martinetti, Sangaré, Insidis, Crivello, Salazar, Floro Valencia, Bonciati, Mazzotta, Matera e Manicoli. In panchina Di Carlo, Torres, Girardi, Armani, Raimondi, Versabile, Cusumano, signor Filippo Raciti. Accademia Trapani, con il numero 1, Mistretta, con il numero 2, Cambareri, con il numero 3, Ravazza, con il numero 4, Savona, con il numero 5, Campanella, con il numero 6, Benigna, con il numero 7, Ianazzo, con il numero 8, Tremba, con il numero 19, Secan, con il numero 10, Daguanno, con il numero 11, Quadrato. In panchina, Gavesi, Salute, Montaggio, Pitone, Risco, Castiglione, Russo, Posa e Urso. Allenatore il signor Alberto Amoroso. Dirigerà l'incontro il signor Daniele Picciucco della sezione di Campobasso, coadiuvato dai signori Giuseppe Canarese della sezione di Messina e Salvatore Todoro Messina. Amici sportivi, buon divertimento e forza Accademia! Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Roberto Sorrentino di Trapani e Accademia Trapani Athletic Palermo, 29esima giornata del girone A di eccellenza siciliana, la penultima con l'Accademia Trapani in tenuta blu, il 4-3-3 di Alberto Amoroso con Mistretta in porta, Camareri, Benivegna, Campanella e Ravazza in difesa, centrocampo Mbie, Savona e Daguanno, in attacco Barraco, Secan e Iannazzo, a disposizione in panchina Galesi per la porta, poi scaduto Vultaggio, Picone, Rizzo, Nicolò Castiglione, Russo, Boyang e Urso. Risponde l'Athletic Palermo di Filippo Raciti, a cui basta un punto per la promozione aritmetica in Serie D. Infatti adesso anche il gruppo squadra assieme allo staff tecnico si raduna per la foto, una mega foto di gruppo 3-5-2 con Romano in porta, Sangaré, Insidis e Crivello in difesa, centrocampo Martignetti, Concialdi, Valenza, Mazzotta e Salazar, in attacco Matera e Micoli, a disposizione in panchina Di Carlo per la porta, poi Torres, Birardi, Azzimatti, Raimondi, Prezzabile, Cusumano, Calagna e Flores. Atletica in tenuta nera, si sta iniziando con 5 minuti di ritardo nel programma di questo pomeriggio. Gli altri match di questa 29esima giornata di campionato con Unitas Sciacca Casteldaccia, Supergiovane Castelbuono, San Giorgio Piana, Partinico Dace Gela, Oratorio Marineo Castellammare, Marsala Lascari, Folgore Castelvetrano Parmonval e San Vitolo Capo Don Carlo Misilmeri. Quasi tutto per il match al suo inizio. Ultimi check a bordo campo. Accademia Trapani già salva, è andata anche oltre con un sesto posto in classifica che rappresenta il punto più alto della storia di questa giovane squadra. Tutti comodi, è iniziata Accademia Trapani Athletic Palermo, che dalla sua parte ha 71 punti in classifica, più 6 sul Gela secondo, con cui si è conteso la vittoria di questo campionato. Manca un solo punto, basta anche uno 0-0 scialbo per festeggiare in caso di vittoria dell'Accademia Trapani, impronosticabile sulla carta. Sarebbe tutto riscritto, pallone in mezzo, si allontana immediatamente già la prima soluzione offensiva da parte della squadra di Filippo Raciti, che la Serie D l'ha conquistata anche sulle panchine di Ragusa e Paternò l'anno scorso, vincendo la Coppa Italia Dilettanti, ovvero la fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Il recupero di Iannazzo a lanciare Mario Secan, a fronteggiare Insidis, si ferma Secan, poi prova la finta, Insidis capisce le intenzioni del gambiano e l'Athletic riparte dalla porta da Alejo Romano. Athletic che nell'ultimo turno ha battuto
il San Giorgio Piana 2-0, nonostante abbia subito diverse occasioni da gol da parte del San Giorgio Piana. Poi è passato in vantaggio grazie al gol di Mistretta alla mezz'ora, l'ha chiusa Mazzotta al 90esimo con il Piana in 10 per gli ultimi 22 minuti a causa dell'espulsione di Pace per doppio giallo. Accademia invece che ha pareggiato a Palermo sul campo della Parmonval 1-1, era passata in vantaggio grazie al gol di Francesco Barraco, il suo quarto nelle ultime 4 presenze. Il pareggio di Rappa, il capitano della Parmonval, a inizio secondo tempo. Oggi nell'Accademia manca Jargiu in difesa proprio perché contro la Parmonval è stato ammonito, insomma, di ammonizioni. Assenti anche Oddo e Gambicchia per la loro rottura del crociato. Ci sono anche Aggio, Tempesta, quest'ultimo era stato reintegrato in gruppo, adesso è tornato col periodo di assenza come lo è stato nella maggior parte di questa stagione. Assenti anche Guadagnoli e Mustaccia per infortunio. Cross in mezzo di Mazzotta, colpo di testa di Matera, risponde Mistretta, prima occasione della partita. Oggi c'è Federico Matera ad affiancare Micoli al ritorno dalla squalifica. Non c'è Domenico Mistretta, che è uscito nella trasferta di Piana degli Albanesi per infortunio, non siede neanche in panchina. Allora spazio, chance da titolare per Federico Matera, che già impensierisce Francesco Mistretta. Tra i pilastri dell'Accademia Trapani, oggi preferito a Galesi, tra l'altro potremmo dire anche ex della partita, anche se nel corso della estate del 2023, quindi prima di iniziare la scorsa stagione, l'Accademia Trapani lo aveva tesserato, poi è tornato, l'Atletic ovviamente l'aveva tesserato, poi è tornato all'Accademia Trapani, di fatto restando la squadra che lo ha cresciuto. Come dicevamo, nell'Athletic manca Spinola per squalifica. Assenti anche Bongiovanni, infortunato. Oggi chance per Martignetti sulla fascia di destra. Lui che non giocava dal 19 gennaio nella trasferta contro l'Oratorio Marineo. Anche in quel caso Raciti lo schierò come esterno a destra e da titolare. Valencia protegge l'Athletic con Micoli a centrocampo, viene pressato falosamente da Benivegna. E allora calcio di punizione. Giornata speciale per Pietro Benivegna, oggi 200 presenze in carriera per il classe 2000. Nel prepartita è stato anche festeggiato Alberto Moroso, l'allenatore dell'Accademia Trapani, per le sue 100 panchine con l'Accademia, che raggiungerà settimana prossima nell'ultima di campionato. Oggi ne fa 99, ma dato che l'Accademia oggi disputa la propria ultima partita in casa della stagione, c'è il modo per riconoscerlo. Non crediamo proprio ci sia un ribaltone in panchina dopo questa partita, anche perché Amoroso è stato richiamato dopo la parentesi con Vincenzo Melillo. Amoroso ha raggiunto l'obiettivo della salvezza per l'Accademia Trapani, spingendola fino al sesto posto
a meno 3 punti dalla zona playoff, dalla Misil Mary. Quinto, playoff incerti data la distanza di punti tra le squadre. Mazzotta al volo in mezzo, prova ad agganciare il tocco in porta, in gol l'Athletic Palermo. Sfortunata l'Accademia Trapani al 7° minuto, il gol dell'1-0. Adesso vi daremo la certezza del marcatore che non c'è perché si tratta dell'autogol di Campanella, e allora 1-0 per l'Athletic Palermo. Oggi Campanella è stato arretrato a difensore centrale data l'assenza di Giorgiù. Allora 1-0, autogol al 7° minuto. Buona Marco, buona. Pressing altissimo dell'Accademia Trapani sul rinvio di Alejo Romano di testa. Il colpo nel tentativo di far ripartire l'azione. Occhio dall'Accademia con il cross di Daguanno. Secan si coordina, arriva anche Iannazzo nel tentativo di colpire. Si fa pericolosa l'Accademia Trapani. Un tentativo nell'attaccare la porta avversaria. Secan in mezzo al campo, non c'è Daguanno, e allora riprende l'Athletic con Bie che si scontra con Salazar. C'è lui in mediana oggi con Daguanno, mezzala di destra e Savona mezzala di sinistra. Si è rialzato il centrocampista dell'Accademia Trapani. Si riprende con il pallone consegnato alla squadra di Amoroso. Campanella direttamente su Daguanno, gira verso Capitan Cammareri, la sponda di Secan per Demba Bie. Si fa vedere Ravazza, va su Iannazzo, Ravazza gliela serve fuori. Ci sono già aggiornamenti dagli altri campi, è già 1-1 tra Partinico Audace e Gela. Gela era passato in vantaggio con Savasta, il pareggio di Maniscalchi. Dunque Partinico Audace 1, Gela 1. Ancora nessuna novità dagli altri campi di questa penultima di campionato. Bie su Daguanno, arriva Mazzotta, la prende in testa Valenza, pallone ancora dell'Accademia con Cammareri, il gol di Alessandro Cammareri, pareggia il capitano dell'Accademia Trapani, 1-1. Gol arrivato con un pizzico di fortuna perché non ci ha pensato due volte a calciare Alessandro Cammareri. Uno dei perni di questa squadra, presente sin dalla nascita
dell'Accademia Trapani, nel calcio dei grandi. Un gol importantissimo per il morale dell'Accademia Trapani, trovato al primo tentativo concreto verso la porta di Alejo Romano. Senti, non li schiacciare troppo, sento. Un bel tiro dal limite. Che si è insaccato alle spalle di Alejo Romano. Un gol per lui storico, dato che in eccellenza non segnava dalla stagione 2019-2020, giocava con il Canicattì. Era la 24esima di campionato, praticamente l'ultima partita prima dello stop dovuto al Covid. Era un Canicattì Monreale finito 5-0. L'ultimo gol di Cammareri in eccellenza. E appena il secondo invece in maglia Accademia Trapani. Il primo lo realizzò nella prima categoria 21-22 in trasferta, tra l'altro a Palermo, contro il Palermo Popolare, Accademia che trionfò 2-0. E poi alla fine di quell'annata salì in promozione tramite i playoff a braccetto con il Villarosa. Martignetti di testa, allontana Campanella, la prende Insidis prima di Daguanno, adesso Sangare, aggancio non perfetto ma il pallone arriva comunque a Valenza, risponde Campanella, pallone ancora dietro per Christos Insidis. Sangare, giocata nei confronti di Iannazzo, pallone in mezzo al campo da Mazzotta, c'è Concialdi, la prende lui, pallone allargato nella zona di Salazar, diagonale fuori, Athletic vicino all'1-2. Pallone che è arrivato da una parte all'altra. Salazar ci ha provato, non ha centrato per poco la porta. Benivegna, Cammareri, pallone su Daguanno, ancora Cammareri di testa, il colpo di Francesco Barracco, Daguanno al volo per lanciare, per far correre Secan. Duello con Insidis, riesce il cross di Secan, colpo di testa di Iannazzo centrale per Romano, che rilancia subitissimo a cercare l'aggancio volante di Nicolas Micoli. Benivegna prima di lui. C'è il vantaggio del Marsala contro il Lascari, la rete di Agolli, qui Mistretta anticipa Matera. Dunque Marsala 1, Lascari 0. Lascari che deve vincere per evitare la retrocessione aritmetica in promozione dopo un solo anno. Ma a Marsala è veramente complicato, anche se il Marsala il proprio obiettivo l'ha raggiunto, ovvero quello della salvezza. Benivegna non perfetto, qui Matera si scorda il pallone, lo va a riprendere Salazar che allarga su Mazzotta, il cross in mezzo, allontana Campanella, il pallone resta in area, incustodito, vi è trattenuto e fallo. E allora calcio di punizione, fallo l'ha commesso Micoli.
Ravazza va dietro da Campanella. Cammareri. Controllo, mette giù Barracco. Il pallone resta lì. Poi il fallo su Micoli, commesso da Barracco. Ammonito il primo del match, è lui. Amoroso da lontano era per temporeggiare. Ammonizione evitabile. Anche con questo risultato l'Athletic approderebbe aritmeticamente in Serie D. Lo ricordiamo, basta un pareggio o una vittoria. Punizione, Athletic, c'è Concialdi. Parte il suo mancino in mezzo di testa, la rete di Martignetti. Colui che non si aspetta nessuno, il ritorno in campo e da titolare. 2-1 di Sergio Martignetti. Stacco perfetto. L'abbraccio con la panchina di Martignetti. 2-1 per l'Athletic. Secondo gol in campionato per lui. Dunque che riporta Athletic Palermo in vantaggio. Il primo gol lo segnò in casa contro l'Oratorio Marineo lo scorso 29 settembre. Realizzò anche un assist in quell'occasione per il 3-0 di Mazzotta, che a sua volta fece l'assist per Martignetti, che segnò il gol del 2-0. Altre reti di Prezzabile, la prima, e di Spinola, l'ultima. Sangare lascia passare Ravazza prima di Martignetti, ma inutile questo colpo di testa per Ivegna. Ancora Sangare che protegge contro Iannazzo. Campanella chiama Bie, pallone perso, lo prende Micoli, che serve di fatto Cammareri. Adesso Bie, Daguanno, c'è Barracco largo, la prende Cammareri, ancora Barracco, Daguanno per Savona, prova la conclusione da fuori, tentativo del centrocampista dell'Under 19, finisce sul fondo oggi per lui prima da titolare. Scelta di Alberto Amoroso. Crivello col tacco. Salazar, verticalizzazione verso Matera, posizione irregolare, si è alzata la bandierina dell'assistente, tutto fermo. Benivegna. Passaggio di Mistretta per Ravazza. Tentativo di recupero di Sangare nei confronti di Savona.
Vieni! Ciao! Di testa Campanella, lo riprende l'Accademia Trapani. Cammareri sulla testa di Valenza, poi Cammareri va a vuoto, la riprende Salazar, ci pensa Barraco, metterla fuori. C'è il vantaggio della Folgore Castelvetrano contro la Parmonval. Gol di Camara su rigore. Folgore 1, Parmonval 0. Mazzotta contro Campanella. Barraco se la allunga, poi finisce a terra. Reclama un fallo da parte di Crivello. Non c'è nulla per l'arbitro. Rimessa laterale per l'Accademia Trapani. Da Guanno giù, pallone messo fuori, altra situazione di fair play. Con l'arbitro che dialoga con i giocatori in campo. E Atletica che riparte dalla difesa. Risultato sul 2-1 con l'Accademia che è passata avanti grazie a Campanella che ha fatto autogol. Poi il pareggio momentaneo di Cammareri all'11°, al 18°, l'1-2 di Martignetti. Rimessa per la squadra di Raciti. A rilancia Savona su Concialdi, allunga la gamba Iannazzo, poi Secan si fa superare, pallone che va da Romano. Giù Micoli, altra situazione che spezza la partita. Accademia che consegna il pallone all'Athletic. Già è la terza situazione di questo tipo che si verifica nel giro di pochi minuti. Ormai la metà del primo tempo l'abbiamo superata. Situazione che non cambia. Romano, pallone su Insidis,
Il colpo di petto di Micoli che fa da sponda per Mazzotta. Pallone di Concaldi, rapida la sua giocata, si muove ancora l'ex Sciacca, il velo di Mazzotta che va in profondità, la riprende Ravazza, pallone in fallo laterale. La rimessa di Sangaré, Concaldi lo va a disturbare lì da quelle parti Ravazza. Ancora Sangaré, rimessa lunga, Campanella con la spalla da Guanno, di testa all'indietro, servizio su Concaldi, Crivello, largo da Salazar, ancora Crivello, passaggio su Salazar contro Barraco che finisce per commettere fallo su Crivello, punizione Athletic. Ne vuole uno Francesco Mistretta in barriera. C'è Savona a comporla, il resto dei giocatori tutti al limite dell'area. Batte Concaldi, barriera si è aggiunto Barraco, parte Concaldi, pallone in mezzo, di testa, il colpo in porta di Matera, l'ha toccata quanto basta, pallone sotto la maglietta, dedica speciale, 3-1 per l'Athletic Palermo, la rete di Federico Matera che viene anche lui assalito dai compagni con la classica boccia. Raciti lo butta a titolare, lui ricambia con il gol dell'1-3 al 29esimo minuto. A questo punto doppio vantaggio dell'Accademia. C'è adesso la reazione con questo pallone di Cammareri. Sangaré lo butta via. Adesso capiremo se questa sarà una spallata alla partita o meno per Matera. Questo qui è il gol numero 6 in campionato, non segnava dal 12 gennaio, quando l'Athletic sconfisse la super giovane Castelbuono 2-0 in casa. Campanella, la rete dell'Accademia, 2-3, accorcia le distanze la squadra di Amoroso, dedica in tribuna. È comunque viva la squadra di Amoroso, un altro tiro dalla distanza, battuto Romano, segna Campanella, 3-2. Si riscatta dopo l'autogol che portò l'Athletic in vantaggio al 7° minuto, lui risponde al 31esimo con una rete tutta sua e per la sua squadra. Cinque gol al Sorrentino in mezz'ora. Squadre entrambe ciniche perché occasioni importanti da gol senza buttare il pallone in rete non abbiamo praticamente viste, o quasi. Tanti rimpalli sul cerchio di centrocampo, prevale Berivegna che allarga su Iannazzo, si accentra l'ex Dattilo,
lo scontro con Sangare di Benivegna. Alla meglio il centrocampista dell'Athletic, oggi schierato come difensore, ma il possesso ritorna per l'Accademia Trapani. Occhio a Secan, doppio passo, entra in area, preferisce scaricare su Mbie, il cross su Crivello, Mazzotta prima di Barraco, pallone di Daguanno, fuori. Il tentativo dell'ex Fulgatore. Qui Benivegna di testa, Accademia che vuole onorare fino alla fine questo campionato in cui ha ricevuto tantissime soddisfazioni, soprattutto nel corso del girone di ritorno, dove la bussola è tornata sul verso giusto. L'anno scorso, il primo anno storico in eccellenza, una salvezza sofferta, quest'anno tutt'altro. In entrambe le situazioni c'era sempre Alberto Amoroso in panchina. Romano di testa Matera che prolunga per Martignetti, Campanella prova il sombrero, non ci riesce. Martignetti, il servizio per Micoli, entra in area Micoli, il tiro da posizione defilata, la blocca a terra Francesco Mistretta. Benivegna, Campanella, Savona, ancora Benivegna, Cammareri dice di servire Barraco, Barraco riceve, la tocca Salazar, dietro Micoli, Mazzotta, Salazar di prima verso il centro del campo da Valenza, Concialdi, un pochino di spazio in più, pallone morbido verso Matera che è costretto a rincorrere il pallone, c'è fuori gioco. Si riprende allora con un calcio di punizione. 35esimo, 3-2 Athletic. Ritmi abbastanza tranquilli nonostante questi 5 gol che sono arrivati in mezz'ora. Daguanno, Cammareri, ancora Daguanno contro Mazzotta, alla meglio il centrocampista dell'Accademia con questa rimessa laterale battuta da Cammareri, ancora Daguanno, si muove Secan, Concialdi non ci arriva e allora ci pensa Savona ad allargare su Iannazzo, si fa vedere Ravazza che effettua in questo momento il cross, finisce sul fondo. Traversone che non ha provocato nulla di particolare. Ci sono casi in cui il pallone scheggia la traversa sulla parte esterna, non è uno di questi casi. Valenza, apertura su Martignetti, controllo sfortunato per lui. E allora rimessa per l'Accademia Trapani. Batte Ravazza, scambia con Campanella, servizio su Savona, Iannazzo, Daguanno, ancora Savona, che cambia gioco a cercare Barraco in difficoltà. Nell'aggancio, pallone fuori. Ancora nessuna novità dagli altri campi.
E invece sì, perché San Giorgio Piana è passato in vantaggio a Castelbuono contro la Super Giovane, il gol di Maltese. Super Giovane 0, San Giorgio Piana 1. Occhio a Iannazzo, tantissimi avversari nel cercare di rubargli il pallone. L'Athletic, data la superiorità numerica in quella zona di campo, riesce nel recupero, ma a sua volta l'Accademia rimedia, ha cercato Secan, probabilmente in fuorigioco. Ha raddoppiato anche il Marsala con Lettieri. Marsala 2, Lascari 0. Lascari in questo momento retrocesso aritmeticamente in promozione, così come l'Athletic aritmeticamente promosso in Serie D. A proposito di promozione, se la gioca anche il Bagheria dalla promozione, scusando il gioco di parole, all'eccellenza. Il derby contro l'Aspra in diretta sul canale YouTube di Sportisili. Siamo sul 4-2 al 43esimo, anche lì tanti gol, ben 6, più di quelli di Trapani tra Accademia e Athletic. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, in diretta c'è la sfida tra Super Giovane Castelbuono e San Giorgio Piana, sempre sul canale YouTube di Sportisili. Cammareri su Daguanno, la controlla in fretta Secane, si gira subito, vuole il fallo da parte di Insidis, si ritorna dietro da Romano, pallone che gira di testa, il colpo di Ravazza. Iannazzo la fa passare, scambio a distanza con Daguanno, il traversone basso di Antonio Iannazzo, poi Sangaré chiude male, regala il calcio d'angolo all'Accademia Trapani. Batte Campanella. Il pallone in mezzo, di testa anticipato da Guanno per pochissimo. Prova a ripartire l'Atletic, il pallone è di Savona, lentamente tra le braccia di Romano. Il rinvio subitissimo a cercare Micoli, Atletic in ripartenza, ma è tutto fermo per fuori gioco. Bandierina alzata. Campanella. Iannazzo ancora dietro da Marco Campanella, adesso Benivegna. Secan non ci può arrivare, Sangaré rischia qualcosa contro Iannazzo, il rinvio di Romano non è tantissimo profondo, la prende Ravazza, spazza Sangaré. Benivegna di testa, non perfetto, occhio al pericolo, poi il retropassaggio su Francesco Mistretta. Ultimi 5 più recupero e finirà il primo tempo. Daguanno stava girando e invece no, con l'esterno su Cammareri, diagonale alto verso Iannazzo, si allunga di testa, calcio di rigore per l'Accademia Trapani, guadagnato da Antonio Iannazzo con la possibilità vicina del 3-3 dal dischetto. Vedremo come andrà il controllo voluto da Iannazzo con l'aiuto del colpo di testa, riesce a ottenere fallo e allora Secan consegna il pallone a Danilo Daguanno per questo calcio di rigore. Di solito li batte Secan, gesto generoso del capocannoniere stagionale dell'Accademia Trapani. Allora Daguanno contro Romano.
Tutto pronto. Da Guanno, palo per il tocco di Romano. Benivegna alla sua 200ª presenza in carriera fa il gol del 3-3 dell'Accademia Trapani. La rete di Benivegna, e questa è una spallata morale assoluta per la squadra di Amoroso. Un giorno che diventa ancora di più speciale per l'ex Mazzara. È la fine del primo tempo, siamo già a quota 6 gol. Tre a 3. Romano ce l'aveva fatta. Crivello e Mazzotta parlano con l'arbitro per una presunta posizione di fuorigioco nel momento della ribattuta. Pallone che aveva colpito il palo, poi ha rimediato Benivegna per il gol del 3-3. C'è stato il gol anche del San Vito Lo Capo contro la Don Carlo Misilmeri. La rete di Bulades, San Vito 1, Misilmeri 0, con il San Vito in 10 uomini per l'espulsione di Balistreri. Savona, Barraco, Savona rimane a terra, si continua a giocare, poi Daguanno preferisce interrompere il gioco. Entra lo staff medico dell'Accademia. A soccorrere il centrocampista di casa, 18 anni da poco, li ha compiuti il 30 marzo, uno dei tantissimi prodotti del settore giovanile. Debuttò 2 settimane fa in prima squadra nella sconfitta dell'Accademia contro il Castellammare 4-2. Ha iniziato 9 minuti, subentrando a Buongiorno, che oggi non c'è. Si chiede il cambio per Marco Savona, problema alla caviglia, applaudito dalla tribuna del Sorrentino. Si è alzato Voltaggio, altro prodotto del settore giovanile. Entrerà lui al suo posto, classe 2006. Savona invece è un 2007. Entra Alessio Voltaggio. Terza presenza per lui in questo campionato, la seconda in casa dopo il 5-1 dell'Accademia contro il Lascari. Giocò anche nella trasferta di Gela, persa 3-0. Casteldaccia in vantaggio nella sfida dei Granata a Sciacca contro l'Unitas. Gol di Fazio, Sciacca 0, Casteldaccia 1. Qui siamo ormai nel recupero. A Trapani, occhio a Salazar che salta un avversario, si inserisce in mezzo Matera, invece no, il pallone di Concialdi, li stretta giù.
testa, lotta Secan con Sangare, ma c'è la fine del primo tempo, 3-3 tra Accademia Trapani e Athletic Palermo. La sbloccata all'autogol di Campanella al 7º, il pareggio di Cammereri all'11º, Athletic che poi fa 2 gol, dunque doppio vantaggio con Martignetti al 18º e con Matera al 29º. L'Accademia la riprende grazie alle reti di Campanella, che si riscatta al 31º. Daguano sbaglia un rigore sulla ribattuta, il colpo di testa di Benivegna al 42º. Noi ci prendiamo una pausa, poi il secondo tempo dal Sorrentino. All'allenatore dell'Ascari Cefalù Davide Boncore, grande prestazione e gran vittoria di cuore e orgoglio da parte dei suoi ragazzi. Io oggi non ho aggettivi, non riesco più ad aggiungere aggettivi per questi ragazzi. E da quando ho preso questa squadra che tutti mi prendevano per pazzo perché mi davano per spacciato. Di sana pianta abbiamo iniziato a lavorare con questi ragazzi, si lavora in settimana forti, ho una società alle spalle forte, sono contento il martedì quando salgo ad allenare questi ragazzi durante la settimana e se sono arrivato ancora a 2 settimane dal campionato che la matematica non mi condanna, lo si deve al lavoro di questi ragazzi che fanno durante la settimana e dalla società solida alle spalle. Oggi era necessario vincere, non soltanto è arrivata la vittoria ma anche in rimonta. Sì, i ragazzi stanno bene fisicamente, si allenano con l'allegria, vengono il martedì e questa è, per un allenatore è più di 100 vittorie. La più bella vittoria è vedere margini di miglioramento da parte di tutti questi ragazzi. Ho finito la gara con 4-5 2007 in campo e sono strafelice perché sono ragazzi che hanno fame e lo dimostrano durante la settimana. Si vede che la squadra applica in campo i principi tattici del suo allenatore, un gioco molto pulito, lineare. Sì, lavorano forte di transizione, lavorano forte sugli appoggi, lavorano forte durante la settimana e la domenica è il rispecchio. A volte manca la prestazione di qualcuno e la si sopperisce con il lavoro di altri nella zona del campo. All'allenatore dell'Oratorio Marineo Bister Bernardo, i suoi ragazzi perdono in rimonta contro il Lascari Cefalù all'esito di una partita che si era messa in discesa. Sì, diciamo che la partita si era messa per noi sui binari giusti, anche se inizialmente il Lascari era partito veramente all'arrembaggio. Siamo stati bravi a passare in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a utilizzare le altre azioni da gol che abbiamo avute 2-3 limpide, proprio limpide, questa è la legge del calcio, se non chiudi le partite purtroppo rischi di subire dei gol e così è stato, abbiamo perso la partita e in merito a questo Lascari che non molla mai. Sul punteggio di 0-1 c'è stata l'opportunità del match point per i suoi ragazzi che hanno sfiorato il raddoppio, poi al termine del primo tempo è iniziata tutta un'altra partita e il copione, lo spartito è cambiato completamente. No, ma guarda, noi abbiamo avuto più occasioni da gol, abbiamo avuto un'altra nel primo tempo, altre 2 limite le abbiamo avute nel secondo tempo, però non siamo stati bravi o fortunati a concretizzare. E adesso per l'Oratorio Marineo 2 partite molto importanti che potranno decidere l'esito di questa stagione. Sì, ma noi siamo consapevoli che queste ultime 4 partite per noi erano 4 finali. E le prime 2 le abbiamo affrontate, una vincendola, una purtroppo perdendo. Adesso ci indirizziamo sulla prossima, che è Castellammare, e poi avremo l'ultima col Castellammare. L'espulsione che è venuta da una protesta giustissima, perché diciamo c'è un fallo netto sulla linea, però l'arbitro ha deciso così, va bene così, ci prendiamo la prestazione che oggi è stata di una grandissima squadra, matura sotto tutti i punti di vista, una squadra che veramente mi ha fatto divertire, posso dire che ha messo sotto la prima della classe, la squadra che ha vinto il campionato, e sono orgoglioso di questo. I ragazzi hanno dato tutto,
merito all'Athletic che ha vinto la partita, perché sapevamo come ci potevano punire, e l'azione è venuta da un fallo laterale, quindi il rammarico è questo, perché sapevamo come dovevamo giocare e onestamente i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, però ripeto, onore ai vincitori. Ci siamo divertiti parecchio, abbiamo lavorato tanto e adesso ci sono le ultime 2 partite e poi si chiuderanno i giochi per quest'anno. Con lo spirito con la quale abbiamo affrontato oggi la partita contro l'Athletic, con lo spirito di onorare questo campionato, perché è giusto così, e niente, quindi adesso testa a Castelbuono. Andiamo ad affrontare un avversario che ha bisogno di punti per uscire dalla lotta ai play-out. È un avversario che gioca benissimo, è un grande allenatore, è una squadra che gioca bene, e prepareremo nel migliore dei modi anche questa partita, cercando appunto di andare a fare la nostra. Una vittoria importante contro una squadra che ha dato tutto e faccio i complimenti a loro. Faccio i complimenti perché veramente non hanno mai mollato. Noi dal canto nostro abbiamo dimostrato la forza di una capolista che è in testa dall'inizio fino ad oggi. Abbiamo sfruttato il momento giusto e siamo passati in vantaggio per poi raddoppiare. Il pareggio dello Sciacca sicuramente ci dà una grossa mano, ma ancora la matematica dice che dobbiamo conquistare qualche altro punto e ci prepareremo già da martedì per andarlo a fare. È stato un anno difficilissimo, abbiamo trovato battaglie un po' dappertutto, ma ripeto, con l'unione di questa società, di questo staff importante e di un gruppo meraviglioso, alla fine stiamo portando la barca in porto. La prossima settimana andiamo a Trapani contro l'Accademia, una squadra che fa un buon calcio, che ha fatto un campionato a mio avviso stupendo. Sappiamo che dobbiamo ancora conquistare quel punto per la matematica e faremo di tutto per andarlo a prendere lì. Finale di Don Carlo Misilmeri e Super Giovane Castelbuono di 2-2. Siamo qui con Mister Lobue, lo salutiamo e chiediamo subito un giudizio sulla partita, perché è stato un primo tempo dominato dagli ospiti, il secondo invece siete venuti fuori voi, poi un risultato di 2-2. Sì, onestamente il primo tempo non abbiamo avuto un buon approccio, con 2 disattenzioni. Secondo me abbiamo dato modo al Castelbuono di gestire la palla e non uscivamo bene, non eravamo forse concentrati, però ci sta. L'importante è che la squadra ha reagito bene, perché non era facile sotto due gol contro un Castelbuono che deve salvarsi, quindi dovrebbe avere uno stimolo, e sicuramente ce l'ha uno stimolo in più, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine. Secondo tempo siamo entrati con un altro modulo, con un altro piglio, e siamo stati bravi a recuperare la partita. Nel finale, dopo i 2 gol realizzati, 2 occasioni incredibili con Cossentino e Gueye, entrambi di testa, entrambi con il pallone fuori non di molto. Dalla sua prospettiva, come le ha viste queste occasioni? Lì bisogna far gol, però non puoi dare una colpa ai ragazzi, perché ti posso assicurare che gli mettono sempre il massimo impegno, sempre la massima voglia di far gol. Però capisci bene che in quella situazione lì, se prendi la porta fai gol, siamo stati sfortunati, ma ripeto, devo fare veramente complimenti perché non era facile. È una squadra che lavora dall'inizio e non avendo quel stimolo in più, però hanno fatto una grande gara e secondo me potevamo pure chiuderla con una vittoria. Adesso invece la prossima sfida è contro il Città di San Vito, una trasferta comunque lontana contro una squadra che al momento sembra salva, però ancora attende qualche punticino. Che partita sarà? La classica partita, come ogni domenica noi siamo qua, come si è visto oggi, non regaliamo niente a nessuno, scendiamo sempre in campo per vincere la partita come tutte le sante domeniche. Ci aspetta un'altra grande gara contro il San Vito, che non so che cosa ha fatto oggi, ma siamo lì a giocarcela. Siamo venuti qua a fare una bella partita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo che ci ha portato in vantaggio di 2-0. Poi il secondo tempo loro sono usciti un po' fuori, come è normale che fosse, perché comunque sono la squadra di casa. E ancora una volta un errore arbitrale grossolano, perché c'è una palla fuori di 10-15 metri non sto scherzando, c'è una palla fuori dallo stadio che viene rimessa in gioco, non è stato mai fermato il gioco e loro hanno trovato il gol del pareggio. Comunque loro chiaramente sono usciti un poco fuori
nel secondo tempo. Noi abbiamo avuto anche le nostre occasioni per fare un altro gol, non ci siamo riusciti, però ancora una volta gli arbitri sono riusciti negli episodi a condizionare la nostra gara. Questa è la terza settimana consecutiva, non so più che cosa dire, devo accettare pure gli errori grossolani degli altri, ecco. Zoom ha fatto il suo mestiere, l'ha fatto anche alla grande, perché ha fatto una grande parata su Salvatori. C'è un colpo di testa di Lavardera anche che non hai citato, ma che è stato anche pericoloso. C'è un'altra occasione di Billetta, insomma le occasioni del secondo tempo le abbiamo anche avute per chiudere la partita e non siamo riusciti a trasformarle. È importantissimo, era importante anche oggi, ripeto, se gli arbitri continuano a giocarci pure contro diventa sempre più difficile. Del piano si conoscono tutti i calciatori perché sono tutti calciatori importanti, si conosce anche l'allenatore che è un allenatore che quest'anno ha fatto benissimo, che posso anche dire di essere mio amico. Una squadra forte, una squadra importante, speriamo di fare comunque una partita importante e cercare di portare a casa l'ottimo piano. Si riprende a giocare, si riprende dal 3-3 tra Accademia Trapani e Athletic Palermo, 29esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Sì, 6 gol ci sono stati durante i primi 45 minuti più recupero, l'ha sbloccata l'Athletic a causa dell'autogol di Campanella al 7° minuto, poi il pareggio di Cammareri all'11°, l'Athletic si porta sul doppio vantaggio grazie a Martignetti al 18° e a Matera al 29°. L'Accademia risponde raggiungendo i propri avversari con Campanella che si riscatta, segna il gol al 31°, poi sul rigore sbagliato di Daguanno colpite il palo, il gol di Benivegna sulla ribattuta al 42°. C'è stato anche un cambio nel recupero del primo tempo, si è fatto male Savona alla caviglia nel centrocampo dell'Accademia Trapani, al suo posto è entrato Vultaggio. Non ci sono stati cambi invece all'intervallo con l'Accademia che è in campo in maglia blu
con il 4-3-3 di Alberto Amoroso, Mistretta in porta, Cammareri, Benivegna, Campanella e Ravazza in difesa, centrocampo da Guanno, Mbie e adesso Voltaggio, in attacco Barracco, Secan e Iannazzo, a disposizione Galesi per la porta, poi scaduto Picone, Rizzo, Nicolò, Castiglione, Russo, Boyang e Urso. Ha risposto all'Atletic con il 3-5-2 di Filippo Raciti, la squadra in maglia nera che adesso conquista un calcio di rigore, il fallo di Mbie su Concialdi, c'è il cartellino giallo per Mbie, possibilità dal dischetto anche per l'Atletic che adesso può riportarsi in vantaggio per la terza volta nel corso di questa partita. Atletic con Romano in porta, Sangaré, Insidis e Crivello in difesa, Martignetti, Concialdi, Valenza, Mazzotta e Salazar a centrocampo, Matera e Micoli a comporre la coppia d'attacco, in panchina a disposizione di Carlo per la porta, e invece no, punizione dal limite, qui la prospettiva inganna, in panchina anche Torres, Birardi, Azzimati, Raimondi, Prezzabile, Cusumano, Calagni e Flores. Punizione dal limite, non è calcio di rigore. Sembrava rigore. Da qui va Concialdi, il tiro di testa, si è tuffato Campanella in calcio d'angolo. Paure per metà scampate per l'Accademia Trapani. Atletic che rimane in proiezione offensiva. Batte ancora Concialdi. Con il mancino di testa, un po' male Mbie. Si reclama il suo tocco con la mano nel tentativo di schiacciare il pallone di testa verso il basso. Alla fine per l'arbitro il fallo l'ha commesso l'Atletic. In occasione della punizione l'arbitro sembrava indicasse il dischetto, in realtà no. Adesso il pericolo è scampato in maniera completa per la squadra di casa. Che adesso e a questo punto vuole crederci in qualche modo, anche se lo ricordiamo, anche con questo risultato l'Atletic approderebbe aritmeticamente in Serie D, oltre che con una vittoria. In caso di vittoria dell'Accademia Trapani e dunque di sconfitta dell'Atletic, tutto rimandato alla settimana prossima. Quando l'Atletic giocherà l'ultima gara del proprio campionato in casa a Terrasini. Mazzotta si coordina, va col mancino, forse un po' troppo sicuro di sé, pallone largo. Ha avuto il tempo Mazzotta, non ha centrato però lo specchio difeso da Mistretta. Atletic che affronterà il Partinico Audace settimana prossima. Scontro al limite, il fallo di Voltaggio in lunetta su Mazzotta, altra punizione dal limite, posizione più centrale in questo caso. L'Accademia Trapani per completezza settimana prossima giocherà a Piana degli Albanesi contro il San Giorgio. Valenza o Concialdi, barriera a 5 per l'Accademia. Tra poco faremo anche le recap dagli altri campi, dato che tutte le altre partite di questa 29esima giornata si stanno giocando tutte in contemporanea. Va Concialdi col mancino, il pallone passa Mistretta, ci arriva in due tempi la parata del portiere dell'Accademia.
voleva metterla all'angolino Concialdi. In stretta ha capito tutto e allora San Vito lo capo avanti sulla Don Carlo Misilmeri 1-0. Casteldaccia avanti a Sciacca con lo stesso risultato, dunque Sciacca Casteldaccia 0-1 al momento. Anche il San Giorgio Piana vince a Castelbuono contro la Super Giovane, dunque Super Giovane Castelbuono, San Giorgio Piana 0-1, Marsala avanti contro il Lascari 2-0, avanti anche la Folgore Castelvetrano contro la Parmonval 1-0 e 1-1 invece tra Partinica Audace e Gela. Daguano ha colpito il palo nell'occasione del rigore sbagliato. Adesso Barracco si accentra sempre di più, va verso destra, poi effettua il cross un po' troppo largo a cercare Iannazzo, era comunque già arrivato in area, la riprende Ravazza, allarga su Iannazzo, chiede palla di nuovo Ravazza, Iannazzo va al cross, colpo di testa centrale di Barracco, non pericoloso, bloccato da Romano che va subito da Concialdi, pallone che non riesce a prenderlo, finisce fuori. C'è stato un esempio di assist da parte del portiere nella scorsa giornata di questo girone A di eccellenza siciliana, quello di Simone Marino, il portiere dell'oratorio marineo, per il gol di Mondino contro il Marsala. Ovviamente parliamo di 2 giornate fa. Salazar per Mazzotta con il piede mistretta, angolo. Tanto vedete le riserve dell'Athletic che si riscaldano a bordo campo. Va Concialdi invece dalla bandierina, parte il suo mancino di testa, il colpo sul fondo da parte di Martignetti. L'autore del momentaneo 1-2 che riportò l'Athletic nuovamente in vantaggio in seguito al gol di Cammareri, il primo dopo 5 anni nel campionato di eccellenza siciliana. Allarga Micoli, Concialdi, vede il movimento di Mazzotta, troppo lungo questo pallone, pericoloso Mazzotta, dato che era praticamente solo da quelle parti, non ha potuto raggiungere il pallone. Sangaré prova il controllo, voltaggio, la passa troppo vicino a Benivegna. Adesso Barracco per Secan di testa, c'è il colpo, Iannazzo deve correre un po' di più, lo rimonta Martignetti. Di testa Ravazza, Daguano prolunga, la prende Martignetti. Il controllo di Matera che gira su Mazzotta, intanto Salazar corre in fascia, si propone addirittura Crivello. Salazar, traversone in mezzo, colpo di testa, il pallone rimane in area, il tentativo è in porta di Matera, l'Athletic ripassa in vantaggio, la doppietta di Federico Matera. L'azione non si era conclusa, pallone ributtato in mezzo, colpo forte di Matera in porta per il 4-3. Allora sono 7 in campionato per l'ex Don Carlo Misilmeri, Federico Matera. Dai, cominciamo, dai!
Atletic che a bordo campo pensa alla prima sostituzione, entrerà Calagna con alte probabilità. Via verso Ravazza che si deve girare, sbaglia i tempi. È rimesso Athletic. Cambio ufficioso, entrerà Calagna, uscirà Matera, fresco di doppietta qui con Cialdi. Su Mazzotta, Mancino nonostante la presenza avversaria risponde in stretta, poi con Cialdi non scavalca Benivegna che corre poi al piede. Raggiunge quasi la linea di metà campo Secan, posizione regolare, sale anche Barracco a destra. Secan preferisce andare lui, finta, pallone su Barracco, avanti l'Accademia, il tiro di Barracco respinto da Valenza, calcio d'angolo. Prima l'angolo, poi il cambio in casa Athletic. Batte Campanella. Il suo pallone verso il primo palo, svirgolato il colpo in porta, cercato da Secan, ma c'è stato fallo. L'arbitro fischia, poi Romano batte. Prevale il fischio dell'arbitro nel concedere il cambio all'Athletic Palermo dentro Calagna. Esce Matera. Fuori Federico Matera. Il 5 di Filippo Raciti per l'autore della doppietta in casa Athletic. Oggi titolare, date le assenze di Spinola per squalifica e di Mistretta Domenico per infortunio. Oggi ha condiviso l'attacco con Micoli, che al momento rimane in campo. Campanella, Bie, aggancio complicato al volo, la riprende Valenza, il capitano dell'Athletic su Inzidis. Sangaré, lancio profondo, sponda di testa di Micoli, posizione irregolare per Gianni Calagna, che nel trapanese ci ha giocato con la maglia del Castellammare, anche con quella del Marsala. C'è il gol del Gela che si riporta avanti contro il Partinico Dace, il gol di Cocimano, Partinico Dace 1, Gela 2. Dunque rimane invariata la distanza tra prima e seconda in classifica, con l'Athletic momentaneamente a 74 punti, Gela a 68. Con l'Athletic aritmeticamente in Serie D, così come il Lascari è aritmeticamente in promozione, data la propria sconfitta al momento sta reggendo a Marsala per 2-0. Cammareri per Vultaggio, Cammareri dietro per Benivegna, adesso Francesco Mistretta. Campanella verso Iannazzo che corre, non la prende Martignetti, pallone lungo, Iannazzo contro Sangaré, Iannazzo preferisce concedere la rimessa laterale agli avversari, buttandola fuori.
Ultima mezz'ora al Sorrentino, poco meno, poi ci sarà il recupero. Ravazza con il petto cerca di servire Secan, colpo di testa all'indietro di Insidis, pallone raccolto da Romano subito da Mazzotta che sale, fa campo Mazzotta, allarga su Salazar, pallone basso, Benivegna allontana, tunnel consapevole su Voltaggio, rimessa per Athletic. Crivello su Salazar, pallone profondo, stava arrivando verso Mazzotta, ancora Salazar, lo aspetta contro Voltaggio il duello. Salazar vuole passare in mezzo a Voltaggio e Camereri, pallone esce. Athletic che rimane in proiezione offensiva. Manca il pallone però. Basta, Cavazza vai centrale, basta su, vai Marco. Danilo. Vai a sinistra. A tre, là in mezzo. Concialdi evita la pressione di Voltaggio, cross in mezzo, sono soltanto maglie blu, la allontana Bie, fuori. A tre siamo, Santino. Crivello Calagna dietro, Valenza, Mazzotta scorre, la prende Benivegna che corre, palla al piede con l'arrivo di Micoli, poi Secan si prende la punizione per il fallo di Insidis, avanti l'Accademia verso la porta avversaria. Batte Campanella, pallone in mezzo verso il secondo palo da Guanno, verso il cuore dell'area piccola. Secan ci crede ancora nonostante l'uscita di Romano che aveva allungato il guanto, lo riprende però l'Athletic. Mazzotta lancia lunghissimo verso Concialdi, di testa Ravazza da Guanno, dietro per Iannazzo sulla linea dei difensori centrali. Camareri, Campanella la prende male perché ritorna in mediana, ha cambiato qualcosina dal punto di vista tattico Alberto Amoroso, con Athletic che continua nel proprio possesso palla. Sangare, Valenza, scatta in tempo Mazzotta, esce in stretta per anticipare l'ex Palermo e Catania. Bie, Camparelli su Barracco, non la prende benissimo Voltaggio, c'è anche Campanella lì, doppio passo nel proteggere il pallone di Crivello. Rimessa laterale. Concialdi dietro da Alejo Romano, direttamente fuori. La rimessa di Iannazzo su Secan, cercava Barracco, pallone a metà, lo va a riprendere Voltaggio. Barracco è buona, secondo l'assistente che era lì, il cross di Cammareri sul fondo, non trovato Secan.
Benivegna anticipa Micoli, adesso Bie si ferma contro Calagna, passaggio su Daguano, pronti 2 cambi nell'Athletic Palermo. Nel frattempo Barraco a calcio, c'è Salazar lì vicino, cross in mezzo, Insidis appoggia su Valenza, Crivello, anche questo pallone è buono, Campanella cross da fermo verso Secan che cade giù, non c'è assolutamente nulla sull'attaccante dell'Accademia Trapani. Pallone profondo a cercare Calagna, anche questo troppo lungo. Due cambi per l'Athletic, esce Valenza che concede la fascia da capitano a Mazzotta, al suo posto entra Flores. Al ritorno dopo un periodo di stop, qualche applauso dalla tribuna del Sorrentino per Valenza. Capitano eterno di questo Athletic Palermo, al suo posto Tomás Flores. Esce anche Colcialdi, al suo posto Prezzabile. Cambio anche nell'Accademia Trapani, esce Daguano dal lato opposto rispetto al nostro, dentro Lamin Boyang. Cambio anche per l'Accademia, esce il numero 7, seconda sostituzione per l'Accademia Trapani, sale a 3 invece l'Athletic. Con Flores in campo dopo quasi un mese, fortunato nell'ultimo periodo, ultima presenza in trasferta contro la Parmonval. Spazio anche per Alessandro Prezzabile, ex vibonese in Serie C. In campo anche Lamin Boyang. Anche lui ha subito un periodo di assenza nella parte centrale di stagione, è tornato da poco, utilizzato soprattutto dalla panchina. Campanella, fallo, sì, di Prezzabile, appena entrato. Intanto ha pareggiato la Supergiovane Castelbuono contro il San Giorgio Piana, il gol di Lavardera. Supergiovane 1, Piana 1. Calcio d'angolo per l'Accademia Trapani, anzi no, c'è punizione già battuta da Campanella, prova a staccare Secan, rimessa dal fondo. Accademia che non ha avuto chance chiare da gol per provare a segnare il 4-4. Athletic che vorrebbe chiuderla. Salazar entra in area il traversone, pallone allontanato da Boyang, il tiro al volo provato da Micoli. Campanella spazza via, rincorre Secan, rincorso da Sangaré, Insidis dietro da Romano che rilancia.
Flores giù, la prende Salazar, scambiano i due, Campanella entra, il pallone però arriva a Romano che si prende qualche secondo in più. Con la mano verso Flores, Salazar, Crivello, Prezzabile, c'è lui in mediana adesso, Calagna prova una Veronica, evita Boyang, poi rimpallo contro Benivegna, ancora Boyang, porta un po' il pallone, lo riprende Flores, lo riprende l'Athletic Palermo. Benivegna mantiene il pallone per sé, niente da fare. Die prova la giocata su Calagna, lo mette giù. Barracco, scambio sullo stretto con Campanella, Salazar verso Romano. Vorrebbe il gioco più semplice Alberto Amoroso dalla panchina dell'Accademia Trapani, il rilancio di Romano su Cammareri. Flores, Cammareri, Bie da terra, la prende Flores, pallone in mezzo al campo da Prezzabile, che preferisce allargare da Sangaré più che servire Martignetti, già proiettato lungo la fascia. Romano, Salazar dietro da Crivello, finta nel passaggio ancora Salazar, il pallone passa contro Cammareri, Mazzotta, il servizio in mezzo, uno tra Micoli e Prezzabile, non va da tapine in porta, le cross di Martignetti, Cammareri a vuoto, stava andando a calciare Crivello, la riprende Salazar, scarico su Flores, il pallone rimane al limite, Salazar profondo, scavalcato il portiere, il tiro in porta di Micoli, ma è tutto fermo per fuori gioco. Intanto è arrivato il dato spettatori dall'assistenza di produzione, sono 235 presenti oggi al Roberto Sorrentino di Trapani. Piccola rappresentanza anche da Palermo, anche se ci sono dei tifosi dell'Athletic presenti in settori comunemente destinati al pubblico di casa. Iannazzo, apertura verso Barracco, troppo forte il passaggio, stavolta Barracco non la mantiene in campo, Amoroso già aveva capito tutto con le mani in testa. Quarto cambio in evoluzione per l'Athletic, entrerà Pedro Torres. C'è una rimessa intanto con la battuta di Crivello frenata di testa Cammareri, insidissa vuoto, Secan, c'è Romano prima. Di testa il colpo di Micoli, Salazar non la vede più, c'è Cammareri,
arrivato anche Calagna. Cammareri spazza sul centrocampista dell'Athletic, si va con il cambio, entra Pedro Torres, esce Sangaré. Quarto cambio per l'Athletic Palermo. Fuori Abdul Karim Sangaré. C'è il raddoppio del San Vito Capo contro la Don Carlo Misilmeri, il gol di Desiderio Garufo. San Vito 2, Misilmeri 0. San Vito verso la salvezza. Iannazzo. Pallone dietro, rischiosissimo. Ravazza trattenuto per la maglia. C'è il fallo commesso da Calagna. Punizione per l'Accademia Trapani. Cammareri, Campanella, subito c'è Crivello però ad anticipare Barraco. Altro duello con i due giocatori protagonisti, scivola Calagna, riesce a passarla per Flores, poi non effettua un gran servizio verso Micoli che comunque la gestisce in area. Micoli, scarico su Martignetti al cross in mezzo, il colpo di Calagna, alto, d'esterno. Altro recupero dei palermitani, ma con dolore. Giocatore dell'Athletic a terra. Si chiede il cambio. Entrerà Birardi. Si è fatto male Martignetti e forse questo cambio era stato deciso a prescindere giusto qualche minuto fa. Adesso sta arrivando in maniera forzata con l'uscita da parte di colui che realizzò l'1-2 al ritorno in campo. Dentro Birardi, prodotto del settore giovanile dell'Athletic. Da valutare dunque le condizioni di Sergio Martignetti, che si sta facendo massaggiare a bordo campo. Il lancio lungo di Cammareri, Secan, voltaggio, pallone ripreso da Crivello di testa Ambié, la scheggia, poi il fuorigioco di Micoli. Punizione già battuta, voltaggio,
larga Ravazza da Iannazzo. Secan cerca nuovamente Iannazzo, pallone bloccato dagli avversari. Calagna, occhio, lo spazio c'è per andare in contropiede, ma il possesso dell'Accademia. Trapani con Campanella verso Secan, si stava girando al volo per poi colpire con il tacco. Romano cerca immediatamente il pacchetto offensivo. Micoli, passaggio verso il centro, cercava apprezzabile, ma c'è il fallo di Imbie su Micoli. Allora calcio di punizione per gli ospiti, per la capolista, a 8 minuti più recupero dalla Serie D aritmetica e storica. Dobbiamo tornare indietro di 21 anni per l'ultima seconda squadra di Palermo in quarta serie, era la Fincantieri, stagione 2003-2004. Termine di quell'annata c'è stata la retrocessione dopo il play-out andata e ritorno contro la Leonzio, che in quel periodo si chiamava Sporting Leonzio. Successivo anno in eccellenza, salva dopo il play-out, poi la continuazione con il settore giovanile. Pallone in mezzo, la risposta di Mistretta in tuffo per allontanare il calcio di punizione dell'Athletic. Lanciato Boyang, prova il controllo, Crivello passa dietro il liscio, la riprende Boyang. Cammareri, c'è l'arrivo di Mazzotta che recupera la posizione, poi Campanella non si intende con Barracco che già era andato in mezzo alle linee. È occasione persa per l'Accademia Trapani. Flores, Crivello, ancora Flores, la porta è vuota. Ecco Romano, Insidis, Crivello. La sponda di Prezzabile, Flores lo rincorre Secan, il passaggio è troppo corto per raggiungere Torres. L'Accademia qui si prende la rimessa laterale. Ci sarà un cambio per Amoroso tra poco con l'ingresso di Rizzo. Corre Salazar, trattenuta per la maglia di Barracco, vistosa. L'arbitro lascia proseguire anche perché Barracco ha il giallo addosso da quasi tutta la partita. Si va adesso con la sostituzione. Prezzabile già aveva battuto la punizione per i suoi. Esce Ravazza, entra Rizzo. Intanto dietro la propria panchina l'Athletic Palermo sta preparando le magliette celebrative della promozione. Sono arrivati dei sacchetti di plastica. E già, le riserve se la stanno indossando per tenersi pronti. Quando mancano meno di 4 minuti più recupero alla fine. Maglietta celebrativa dice grandiosi con la D di Serie D gigante.
La protezione del pallone di Calagna va fino in fondo, traversone in mezzo, alto Micoli. Oltre alle magliette celebrative ci sono, presumiamo, anche delle birre pronte, si è sentito del vetro. Camareri profondo verso Secan, pallone su Romano Accademia che sta finendo le idee. Amoroso però chiede le ultime fatiche ai suoi. Benivegna. Già ci sono i primi abbracci. Crivello dice: cosa state facendo? Magari con del dialetto in più da aggiungere. Pallone al limite intanto con Flores, apprezzabile. La conclusione è potente, Mistretta risponde lì, Micoli calcia malissimo davanti alla porta, poteva chiuderla in modo definitivo per il 5-3 e invece no. Sfortunato oggi Nicolas Micoli. Camareri, pallone profondo verso Campanella, troppo profondo. Tanto si inizia a festeggiare in tribuna. È arrivata anche lì qualche maglietta celebrativa ma di colore diverso. Giocatori e staff tecnico l'hanno di colore nero con dettagli rosa, al contrario per componenti in tribuna. Intanto Secan se la porta fuori. Diverso movimento sugli spalti del Sorrentino per accaparrarsi queste magliette celebrative. Presumiamo ai soci, a famiglie, amici che hanno seguito la squadra fino a Trapani. Tanto colpo di testa di Birardi, Calagna fuori gioco. Siamo al tempo di recupero. Saranno 3 i minuti ancora da giocare. Verticalizzazione di Campanella, stava trovando Secan, ci è voluto veramente poco affinché raggiungesse il pallone. Qui Micoli è fuori gioco, spazia il pallone, gesto non gradito e c'è il cartellino giallo per Micoli che manifesta la sua frustrazione per non aver trovato il gol oggi. Nei 4 realizzati dall'Athletic Palermo, Secan verso Barracco, prima c'è Crivello, pallone ripreso da Salazar, profondo verso Mazzotta, c'è anche Calagna, appoggio verso la porta, non preciso, pallone fuori. Sono praticamente tutti pronti a bordo campo, davanti la scritta Grandiosi, dietro la scritta Godo con la D sempre in evidenza. C'è anche lo spumante pronto. Athletic aspetta soltanto il triplice fischio da parte dell'arbitro. Intanto l'Accademia vorrebbe almeno conquistare il punto, il gol del 4-4. Campanella supera Flores, il tiro, pallone ribattuto da compagni avversari, ancora Camareri. Campanella prolunga, ritmi anche un po' blandi in questa azione. Lo spumante è già arrivato, è già uscito.
proiettati in campo. Mazzotta va con la prosecuzione dell'azione, pallone che arriva su Flores, anticipo su Cammareri, Salazar profondo, pallone su Mistretta, spumante che è stato aperto troppo presto dall'Athletic Palermo in panchina, pallone su Secan, spazio per l'Accademia Trapani, Crivello rinuncia all'assalto verso il proprio avversario, Secan, il servizio su Unbié al limite dell'area, il tiro di Barraco controllato da Romano, è praticamente quasi tutto giù lo spumante, si sta cercando di mettere il tappo meglio per evitare fuoriuscite anticipate dello spumante. Intanto Calagna, squadre larghissime, così come il tiro dell'ex Castellammare sarà rimesso in gioco da parte di Mistretta a sancire la promozione storica dell'Athletic Palermo in Serie D per la prima volta nella storia dei Nero Rosa. Il salto della squadra palermitana a festeggiare il trionfo aritmetico di questo girone A di eccellenza siciliana. 21 anni dopo, Palermo avrà una seconda squadra in Serie D dopo la Fincantieri nella stagione 2003-2004. Adesso ci sarà l'Athletic Palermo che poco più di 10 anni fa era in terza categoria. Oggi, domenica 6 aprile 2025, il successo a Trapani contro l'Accademia e la promozione in Serie D. Un 4-3 che ha visto protagonista la doppietta di Matera, il gol di Martignetti, c'è stato l'autogol di Campanella. Accademia che l'aveva ripresa con la rete di Cammareri, il gol di Campanella e la rete di Benivegna, di gigante di colore nero-rosa per festeggiare questa promozione meritata, sudata, con pochi periodi di difficoltà. Adesso i festeggiamenti verso la tribuna del Sorrentino, che ha visto amici, altri soci, dirigenti festeggiare. Siamo qui con Giampiero Clemente, gli chiediamo le emozioni di questa promozione voluta dall'inizio dell'anno. Assolutamente, siamo emozionatissimi, lo abbiamo meritato dalla prima che siamo in testa, quindi ora ci divertiamo, ci godiamo la festa e poi penseremo al futuro. Ma è un momento di difficoltà in quest'annata? No, ce ne sono stati tanti, ma grazie a questo meraviglioso gruppo siamo riusciti a vincere. Devo andare a fare la foto. C'è la foto di gruppo con dirigenti, soci e amici, con la D gigante a festeggiare. Ci sono anche le sciarpate in tribuna con le magliette celebrative. Si festeggia tanto in campo. L'Athletic che non smetterà di festeggiare da qui fino al rientro a Palermo. Sentiamo subito Pedro Torres, le emozioni da parte tua. Sei entrato nel secondo tempo da quest'anno all'Athletic, come hai trovato il gruppo, come è stato quest'anno? Troppo bene, questo è il mio primo anno qua in Italia e ho tenuto la fortuna di compartire lo spogliatoio con grandi persone e grandi giocatori. Che emozioni si provano a vincere un campionato? Oh, buonissimo, è una cosa unica nella vita, ma quando ti dicono la storia di qua, di una squadra Serie D in eccellenza, in Serie D, no, da Palermo non c'è da 20 tanti anni,
per quello è una cosa troppo bella. Va bene, ti lasciamo, vai a festeggiare pure. Grazie a Pedro Torres, difensore dell'Athletic Palermo, subentrato nella ripresa. Andiamo a beccare uno dei tanti protagonisti in campo in quest'annata. Chiediamo a Filippo Raciti le emozioni di quest'annata, l'allenatore dell'Athletic Palermo al suo terzo salto in Serie D in carriera da allenatore dopo quelli di Ragusa e Paternò l'anno scorso. Mister, che emozioni si provano? Sempre emozioni speciali, sempre emozioni belle, ovviamente vincere non è mai facile, quindi poi ogni vittoria si racconta e si festeggia sempre come la più bella, no? È stato un cammino difficile, un cammino voluto, è un cammino comunque che veramente complimenti a questi ragazzi perché hanno dimostrato di essere più forti, hanno dimostrato di andare oltre le aspettative, andare oltre comunque tantissime difficoltà che si incontrano in una stagione, quindi hanno saputo azzerare sempre, hanno saputo resettare e ripartire sempre più forti di prima. Poi tanti gol questo pomeriggio, avete festeggiato praticamente nel migliore dei modi. Sì, diciamo che oggi è stata una giornata dove le difese non hanno brillato ma hanno brillato gli attacchi, quindi bastava un punto, abbiamo vinto, va bene così. Terzo salto in Serie D della tua carriera da allenatore, emozioni diverse però. Emozioni diverse, ovviamente ogni anno sono emozioni diverse, emozioni che ovviamente ti prendono e non vedi l'ora di festeggiare con i ragazzi, non vedi l'ora di festeggiare con chi comunque per tutto l'anno hai sofferto, tutto l'anno hai gioito, quindi sono le emozioni più belle. Va bene mister, ti lasciamo Grazie. festeggiare con il tuo gruppo squadra. Grazie. Seguiamo anche il gruppo che fa altre foto, la capolista se ne va, è il rito che continua a reggere oggi a Trapani per l'Athletic Palermo. Andiamo a ascoltare i festeggiamenti dell'Athletic Palermo. Sentiamo un po' le emozioni di Sergio Martignetti. Com'è stata quest'annata? Una stagione incredibile, con la D maiuscola, dal 28 luglio che facciamo tutti i sacrifici. Abbiamo formato un grande gruppo, formato da grandi giocatori, grandi persone, soprattutto grandi persone. Niente, siamo molto contenti e l'anno prossimo siamo in Serie D, Forza Athletic. Emozioni di Sergio Martignetti, ovviamente la colonia di argentini che festeggia al Roberto Sorrentino di Trapani. Sentiamo Roberto Crivello, le sue emozioni dopo questo pomeriggio. È uno spettacolo, non c'è categoria quando si vince, fammi festeggiare, grazie. Roberto Crivello vuole giustamente festeggiare con il suo gruppo squadra che si abbraccia durante questa vittoria. Andiamo da Antonio Mazzotta che è stato uno dei protagonisti indiscussi quest'annata. Antonio, com'è andata oggi? Com'è andata questa stagione? È andata alla grande, è stato tutto perfetto. Avevamo l'obiettivo fino al ritiro e l'abbiamo alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati già in ritiro. Grandi tutti, grandi, dalla società ai magazzinieri a tutto lo staff. Un ringraziamento veramente a tutti perché dal primo giorno non ci hanno fatto mai mancare nulla. Grandi tutti. E loro ti vogliono pure bene. Grazie ad Antonio Mazzotta, ovviamente uno dei protagonisti dell'Athletic Palermo in questa annata. Da sogno Christos Insidis non parla italiano. Are you feeling good? Are you feeling good? Christos, are you feeling good? Yes, very good. Second year in a row we win the league. It's very important for the Palermo have second team in big categories. I hope next year goes the same good. Thanks to Christos Insidis. Si sente bene, si è sentito bene durante quest'annata. Non si finisce di festeggiare. Andiamo da Piero Concialdi
Piero, però sei stato anche tu uno dei protagonisti di questa annata, però non vuole farsi sentire Piero, nessuno vuole farsi intervistare, però È tutta sfasciata. sono tantissime emozioni, tantissime foto che si faranno nel corso di questo pomeriggio. Ho visto l'Athletic Palermo festeggiare la storica promozione in Serie D. C'è Davide Valencia, il capitano, chi se non lui, a rappresentare al meglio questa squadra, così come i tuoi compagni siete stati grandiosi, come recita la vostra maglietta. Che emozioni si stanno provando in questo momento? È una grande emozione arrivare a vedere il frutto dei tanti mesi di lavoro, poi raccogliere questi frutti a fine anno è sempre una sensazione proprio di una felicità enorme, una soddisfazione enorme. Arriva. Vuole festeggiare Davide Valencia. Scusa. Eccolo, tranquillo, vai pure. No, è una soddisfazione enorme vedere la ricompensa di tanti giorni, tanto lavoro, tanto che ci abbiamo messo, tanto le persone hanno parlato un po' tanto pure di noi. Abbiamo questa responsabilità di corrispondere agli sforzi fatti dalla società e penso che alla fine l'epilogo poteva solo essere questo, una squadra che dalla prima giornata penso no, non lo so, ma credo che poche squadre negli anni hanno fatto questa cavalcata come noi, dalla prima all'ultima giornata, quindi penso che quei numeri parlano per noi. Di nuovo, dopo Paternò l'anno scorso. Ragusa 3 anni fa, Paternò l'anno scorso, una salvezza in Serie D a Ragusa che come fosse vincere un campionato in quell'anno. Devo dire che mi sto abituando male, ma penso che non è perché sono sempre persone, siamo 5-6 che camminiamo insieme, che siamo un gruppo che ha una mentalità che non c'entra niente con questi campionati. Questo penso che si veda alla fine, che raccogliamo sempre i frutti del nostro lavoro, della nostra professionalità, e può andare, non dico che andrà sempre bene, perché nel calcio tutti lo sappiamo che non è una scienza esatta, però come lavoriamo noi, con la serietà che portiamo noi ogni giorno nel nostro lavoro, credo che staremo sempre più vicini di essere felici. Grazie a Davide Valencia, il capitano dell'Athletic Palermo. E sarà una festa che continuerà da Trapani a Palermo per la seconda squadra di Palermo in Serie D, dopo 21 anni dall'ultima volta, da quella Fincantieri, che poi dopo un'altra stagione in eccellenza è andata poi a proseguire con l'attività del settore giovanile. È tutto dal Roberto Sorrentino. L'Athletic Palermo è in Serie D.